benvenuti al terzo episodio della terza serie di Quando ci gira. Oggi vi porteremo alla scoperta di un paese fantasma che si trova nel cuore del Meilongu, nel nord-ovest della Sardegna. Si tratta di un affascinante borgo, teatro di vicende storiche e leggende, che hanno come scenario un'antica chiesa e una fonte sacra. Non perdete l'episodio per sapere di quale paese stiamo parlando. Se nello scorso episodio ci siamo lasciati dalle falesie di Pedralonga, ammirando la splendida costa di Baunei, oggi ci sposteremo verso l'interno dell'isola, facendo rotta verso nord-ovest. Dopo un viaggio di circa 1 ora e 10 minuti da Olbia, facciamo tappa a Bonorva. La grafica sul video vi indica le distanze dalle principali città dell'isola. Fermiamo incuriositi dal singolare monumento dedicato al pane zecchi, che si trova all'ingresso del paese. Si tratta di una scultura in acciaio e resina policroma, realizzata dallo scultore Giuseppe Carta, alta oltre 3 metri, che celebra il caratteristico pane di farina di grano duro, che si presenta in spianate sottili, morbido o croccante. Parcheggiamo la nostra auto e ci dirigiamo a piedi verso il centro storico. L'architettura dell'abitato di Bonorva è tipica dei borghi agropastorali, con viuzze strette e case con ampi cortili, che fanno rivivere momenti del passato. Andiamo prima di tutto a visitare la bellissima chiesa parrocchiale della Natività di Maria, che si trova nel centro del paese. È stata costruita tra il 1582 e il 1606. Ha una grande navata principale con cappelle laterali e un'abside quadrangolare. La navata è divisa in 5 parti con volte a crociera. Nell'abside c'è un'immagine della Madonna col bambino e le cappelle laterali hanno soffitti a botte. La facciata invece ha angoli decorati e un tetto a capanna. Accanto c'è un alto campanile con 3 piani quadrati nella parte inferiore e successivamente con piani ottagonali che terminano con una punta. Il rosone e il portale d'ingresso sono molto decorati. In particolare il portale è arricchito da disegni di piante e angeli. Dopo la visita alla chiesa, passeggiamo lungo il centro storico, impreziosito da una serie di murales che rappresentano la tradizione artigiana del borgo. Particolare attira la nostra attenzione. Riconosciamo nella realizzazione un tratto stilistico che non c'è nuovo. Così, approfondendo, scopriamo che è stato realizzato dalla nota muralista sarda Pina Monne, che realizza murales in tutta la Sardegna. I suoi lavori raccontano il mondo agropastorale e la cultura millenaria che rischia di scomparire. Siamo sempre più convinti del fatto che non possiamo lasciare il paese senza aver prima assaggiato la specialità culinaria tipica di questo luogo. Vista la stagione autunnale, gustiamo un primo piatto a base di pane zecchi con antune fresche, veramente delizioso. Ci rimettiamo in macchina verso la meta della nostra giornata, Rebecco. Dopo pochi chilometri imbocchiamo il bivio in salita che porta verso il paesino.
e notiamo quasi subito, adagiata su una collina, una chiesa di chiara architettura romanica. Ci fermiamo per vederla da vicino. Si tratta della chiesa di San Lorenzo. Edificata nel XII secolo, si distingue per la sua semplicità elegante e l'uso di materiali locali, come calcare e basalto, che creano un affascinante contrasto cromatico. La facciata, caratterizzata dal campanile a vela e dal portale architravato, conserva elementi tipici dell'architettura sarda. Nel XIX secolo la chiesa subì danni significativi, ma un restauro nel 1982 ne ha restituito parte del suo splendore, permettendo la conservazione di un patrimonio culturale fondamentale. Oggi San Lorenzo continua a essere un simbolo della tradizione romanica rurale della Sardegna, raccontando la storia e l'evoluzione dell'arte sacra dell'isola. Riprendiamo la nostra auto e arriviamo finalmente a Rebecco, un borgo sospeso su una rupe del Meilogu, a dominare la piana di Santa Lucia, isolato e popolato solo dai racconti che lo hanno reso famoso, che da subito ci affascina con il suo mistero. Rebecco, antico villaggio medievale, vanta un passato di grande prestigio, ma oggi è quasi disabitato. Fu un tempo capoluogo della curatoria di Costa Valle e un punto strategico al confine tra i giudicati di Arborea e di Torres. Solo poche case in pietra, alcune restaurate, una chiesa e un cimitero sconsacrato rimangono a testimoniare la sua storia, conferendo al luogo un'atmosfera inquietante e affascinante, accentuata dai racconti popolari. Il più celebre riguarda il re Beccu, feudatario del villaggio, e la figlia, la principessa Donoria. Ritenuta una strega, allontanata dal villaggio mentre la sua dimora veniva distrutta da un rogo. Nell'abbandonarla, legata a un mulo, lanciò la maledizione delle 30 case, che Rebecco non superi mai le 30 abitazioni. Secondo alcune versioni, anche il padre lanciò il suo anatema, provocando l'avvelenamento delle numerose fonti d'acqua nei dintorni. Nel periodo giudicale, il borgo ospitava circa 400 abitanti, ma a partire dal XV secolo iniziò a spopolarsi. La leggenda narra che i pochi sopravvissuti alla maledizione fondarono Bonorva, mentre altri tentarono di ricostruire il villaggio rispettando la regola delle 30 case. La storia però racconta che nel 1353 un distaccamento catalano proveniente da Alghero sterminò la popolazione e bruciò il borgo per suscitare la reazione del giudicato di Arborea. Qualche decennio dopo, nella chiesa di Rebecco fu firmato un trattato di pace tra Eleonora d'Arborea e il re d'Aragona. Andiamo a visitare proprio questa chiesa, intitolata Santa Giulia. Ma il paese non è proprio deserto, anzi, abbiamo la sensazione che qualcuno ci stia seguendo. Già, qualcuno peloso a 4 zampe che ci accompagnerà nel nostro tour. A questo punto ci fermiamo nella piazza antistante la chiesa e chiediamo approfondimenti alla nostra assistente virtuale. Beh, adesso che siamo in compagnia dei nostri amici animali, secondo me è venuto il momento di chiamare Mia. Che dici, Andrea? Sei d'accordo? Sono d'accordo. Mia, ci sei? Ci senti? Eccola. Ciao ragazzi, è un piacere rivedervi. Come posso esservi utile? Come al solito abbiamo necessità del tuo supporto. Che dici, Manu? Mia, noi siamo qua a Rebecco, nella piazza centrale. Ci puoi consigliare qualcosa da vedere qua nei dintorni? Considerando che siete già a Rebecco,
Vi consiglio di esplorare questo affascinante borgo e vi indico per vostra informazione anche 3 luoghi vicini che meritano una visita oggi oppure un altro giorno se vi trovate nei dintorni. Siete in un territorio ricco di cose da fare, con storia, natura e cultura da scoprire a ogni angolo. Ecco i 3 suggerimenti. 1. La fonte sacra di Sulumarzu. Il monumento nuragico è ben conservato, si trova a pochi minuti a piedi dalla vostra posizione. È costituito da un atrio, con sedili laterali addossati alle pareti, e celletta in blocchi regolari di basalto che custodisce la vasca alimentata dalla sorgente sacra. Un vero tesoro millenario. 2. Santa Andrea Priu. A soli 7 minuti circa di macchina dalla vostra posizione, questa necropoli lascia senza parole. I visitatori rimangono affascinati dalle architetture e dai simbolismi di questo antichissimo complesso funerario tra i più importanti del Mediterraneo. 3. Nuraghe di Santo Antine. In circa 15 minuti di auto da Rebeccu si può raggiungere il maestoso sito archeologico, uno dei più importanti e meglio conservati della Sardegna. È un luogo straordinario che permette di immergersi nella vita dei nuragici, offrendo al contempo una vista spettacolare sulla valle circostante. Spero di esservi stata utile. A presto e buona esplorazione! Grazie Mia. Ciao, grazie. Andiamo Mussi? Seguiamo il consiglio di Mia e ci infiliamo nel dedalo di stradine acciottolate tra le casette, respirando un'atmosfera misteriosa. Stranamente, l'attraversare un borgo fantasma non suscita in noi inquietudine, ma una curiosità affascinante. Le case diroccate e le strade silenziose raccontano storie di un passato sospeso nel tempo. Proviamo invece una sensazione di meraviglia, come se il borgo ci invitasse a scoprire la sua storia nascosta. Ogni angolo è un mistero da esplorare, ogni finestra ha un eco di una vita ormai lontana. Il silenzio non è vuoto, ma carico di ricordi, e camminare tra le rovine diventa un'esperienza di scoperta, dove il passato e il presente si intrecciano in un unico respiro. La nostra giornata sta ormai volgendo al termine, così cerchiamo un punto panoramico per osservare la magia del tramonto. Immaginiamo le figure e le gesta dei personaggi storici e leggendari che hanno abitato questi luoghi e ci sembra che il vento porti con sé i mormori delle voci di coloro che hanno solcato queste terre. Il tramonto, con il suo lento scivolare nel buio, pare riportare in vita frammenti di un passato che si mescola al presente, rendendo ogni respiro carico di storia e di leggende. Grazie per averci seguito fin qui. Preparatevi, perché nel prossimo episodio vi porteremo alla scoperta di un affascinante borgo medievale nel cuore della Sardegna. Qui, tra storie e leggende, sveleremo un legame inaspettato con un personaggio storico già menzionato nell'episodio, pubblicato qualche mese fa, dedicato al paese di Sarule. Ma ora lasciamo che sia la musica a parlare. Ascoltiamo la canzone creata per Rebecco, pronta a ritrasportarvi nelle atmosfere magiche e senza tempo di questo luogo unico. Grazie a tutti e tutte per essere stati con noi. A presto, con nuove emozioni e sorprese! Tra colline antiche sorge un borgo invecchiato, dove le strade strette custodiscono strano passato. Oh oh, Rebecco, paese antico, ogni pietra un testimone di un passato senza eguali. Le 30 case silenziose raccontano di una storia, un canto che le avvolge in una vecchia memoria. Una principessa dal borgo fu cacciata, tra lacrime e inganni la sua sorte fu segnata. Davanti alla chiesa di San Lorenzo, sotto il cielo d'agosto,
Le stelle illuminano il silenzio, rivelano segreti di un tempo nascosto. Rebecco, paese antico, ogni pietra è un testimone di un passato senza eguali. E quando le onde calano tra le pietre intrise di storia, Rebecco rivive la sua antica memoria.